Il silenzio di Artaud. L'ultima volta che comparve in pubblico non proferì parola, ruotava gli occhi attorno. Non più puntare i piedi, non più stringere i denti che si spezzano, non più mare perché mare è distante, non più dormire, correre, respirare il vento. Neanche unghie ho da infilzarmi nel palmo. Non c'è più tempo per i sogni. La notte si è fatta breve. Adesso mi chiedono le parole. Adesso che il silenzio mi è sovrano. Da un giovane ho sentito le voci di Dio e di Giona. Prima ascoltavo soltanto le pietre. Adesso la città ha cominciato a parlare. E io non ho più parole. Cosa vuole da me questa gente? Avevano orecchie e non sentivano. Il miracolo non gli restituisce la memoria. Per questo sono solo in crampo di afasia, inciampo nel discorso incerto del declamare fiero un balbettio. Che fine han fatto il teatro e la poesia? Non più puntare i piedi, non più stringere i denti, non più mare perché mare è distante, non più dormire, correre, respirare il vento, neanche unghie ho da infilzarmi nel palmo. Del silenzio di Artaud diranno che il maestro era spaesato, che non è stato capito. Lui stava riflettendo in quel momento, le vele della barca erano mosce, era solo in quell'istante davanti a quella gente. Uomo da niente il maestro, solo vento che alzò le vele al teatro del Novecento. Se la vita di un artista potesse essere raccontata solo per mezzo di numeri, gli ultimi anni di Antonin Artaud sarebbero indicati semplicemente con il 51 ed il 9, rispettivamente gli elettroshock a cui fu sottoposto e gli anni di pellegrinaggio tra i vari asili psichiatrici francesi. L'utilizzo di tali cifre alleggererebbe il lavoro del biografo dalla cronaca di oltre un decennio di sofferenze, privazioni, cadute, dipendenze, ma eliminerebbe tutta la forza artistica creatrice che sottende quegli anni e che proprio dagli stessi patimenti fuoriesce, dipanandosi nelle ultime opere. È l'11 febbraio del 1943, quando Artaud varca la soglia di Rodez, ultimo di quegli ultimi istituti che da 6 anni costituivano le mura della sua prigione d'artista alienato. Vi arriva magrissimo, ossessionato dal cibo che scarseggia ovunque in quel periodo, allo strenuo delle forze e dopo un lungo silenzio. L'uomo che il dottor Ferrier si ritrova davanti a Rodez non è più quel monaco penetrante, personaggio del film La passione di Giovanna d'Arco, né tantomeno lo scrittore feroce e pungente degli scritti surrealisti. Artaud è l'ombra di un uomo, la tara apparentemente vuota di quello che un tempo poteva essere considerato un essere umano. Ferrier è un pioniere dell'arte terapia e vicino all'ambiente surrealista, e per tale ragione la madre e gli amici di Artaud avevano scelto Rodez, ma il dottore è anche sostenitore della sismoterapia, pratica basata sull'elettroshock, che introdotta qualche anno prima dal dottor Ugo Cerletti riscuoteva successi e critiche. Credendo fermamente nella bontà della terapia, Ferrier sottopone il poeta alle già citate tecniche di shock, durante le quali Artaud rischia più volte la vita, si rompe una costola e va in coma. Guardali potenti, Beatrice. Finché son crudeli la gente li rispetta, i nemici li stimano, le nazioni li lodano, si impongano a petto in fuori, guardano avanti, ispirandosi a se stessi.
come statue equestri. A volte si stiraccano le giacche, quasi fosse consono alla loro idea rivestir cravatte e calzetti in tinta. Nella disgrazia invece strepitano, inascoltati, chiamano i propri sbirri. Paonazzi minacciano prima di farsi cauti, prudenti, umani, come avessero capito il niente della vita. Da disgrazia talvolta risorgono, il tempo di riapparire sul volto il ghigno, ma mai del tutto, che la gente non dimentica chi per un istante era tornato uomo. La ribellione e il rifiuto di tale pratiche è possibile ritrovarlo in ogni riga delle lettere che il poeta scrive ai suoi amici e ai dottori, descrivendo l'elettroshock come arma risolutiva dell'internamento coatto, spinta da una precisa volontà di annullamento nei confronti di quell'essere umano che la medicina chiama paziente. Molte di queste lettere divengono il momento per sottoporlo ai trattamenti, e così egli deve inevitabilmente cercare un modo alternativo di resistenza. All'afasia e alla modificazione del ritmo della scrittura che essi apportano inevitabilmente ai suoi scritti, Artaud risponde con pratiche fisiche. Starnuti, fortissime ispirazioni ed espirazioni col naso e con la bocca, e poi grida, ritornelli, salmodiamenti, cantilene, giravolte ritmiche, che egli esegue di continuo, da solo o in presenza di altri. Artaud si divide tra due epistolari, quello formale, legato al mondo medico, in cui si esprime in maniera lineare, con una grafia leggibile, e quello privato, fatto di accuse, parole smorzate, litanie, glossolalie. Questa opera di resistenza riesce a non far spegnere la foga creativa, che si trasforma sempre più ferocemente in denuncia ed esplode nei cahiers, appunti di quel viaggio che altri per lui chiamarono malattia mentale. Qui, a dispetto delle previsioni di Lacan, che profetizzano un blocco totale dell'autore, la lingua artodiana torna ad essere svincolata da ogni artificio linguistico e grammaticale per esprimersi nel pieno della sua libertà creatrice. Quando entrano nelle stanze tutti li ascoltano, i potenti, senza ascoltare nessuno, ogni cosa tra loro decidono. Come si allevano i piccoli, il programma della prossima stagione, tutto quello che si usa, l'indirizzo, il programma. Cosa si vestirà l'anno prossimo? Chi è innocente e chi colpevole? Che reati contestare e quali no? Il prezzo degli optional, la distribuzione dei benefit, l'erogazione dei tassi. Attorno ai villaggi hanno eretto mura, porte e botole, scavato buche per mettere i corpi dopo il massacro, castelli dove trattano tra di loro dalla notte dei tempi, dalla notte appunto. In giacca e camicia, ingessati di notte per divertirsi a puttane sulla statale 11, e il rumore dei carrelli sul filo liscio dell'ipermercato, sul contorno seghettato, sullo scalino antiscivolo, sull'asfalto bagnato, lanciati come bocce da bowling contro i container, dei rifiuti nell'angolo, tra cataste di polistirolo surgelati, un lampione, un albero, un segnale stradale, lì dove si può dormire distesi, ostello elementare per riposare. A volte mi fido di farlo all'aperto. Mi stendo sulle panchine. Dormo sui cofani, come le puttane di Nigeria. L'opera diabolica di svuotamento nei confronti del poeta non è riuscita ad arrivare al suo obiettivo. Anzi,
Gli ultimi anni della vita di Artaud sono intensi ed emblematici. Egli porta con sé tutto il dolore di segni fisici di una violenza perpetrata per anni, ma non solo. Nel suo bagaglio ha soprattutto la certezza di un disegno preciso e sistematico della società, intesa come quell'insieme di saperi e poteri forti che muovono le fila dei destini umani. Ed è con questa lucida consapevolezza che Artaud prepara la conferenza del 13 gennaio 1947 al Teatro Vieux Colombier, mettendo insieme note, appunti, pensieri raccolti nei diari di quel viaggio attraverso la sofferenza e partorendo un testo che intitolerà Histoire vécue d'un tout moment. Secondo il resoconto che ne fa Jean-C Salé, alle ore 21 di quel giorno, nella sala del teatro ci sono circa 700 persone, tra studenti, artisti e persone comuni. Si possono incontrare Jean-Paul, André Breton, Suzanne Allain, André Monet, Albert Camus e molti altri esponenti della cultura francese del tempo. Artaud è teso, affaticato. Dichiara di voler leggere 3 poesie, ma secondo quanto ci dice Prével, il suo viso e il suo corpo si disarticolano subito. Parla a scatti, ripetendo le parole per sottolinearle, ma la lettura risulta incomprensibile. Secondo alcune testimonianze, il poeta legge sempre con le mani davanti agli occhi. Altre parlano delle proteste di Breton, che si levano alte contro gli autori di quella messa in scena, considerata da lui scandalosa e faziosa. Dopo questi primi scritti arriva l'intervallo, durante il quale Adamov e Gide salgono sul palco. A cosa pensa il maestro mentre guarda oltre le facce del pubblico? Con una mano si deterge le terga, l'altra prega senza rumore. Schiaffo senza mani è Antonin Artaud. Antoine, lui, Diatide. Io, Antonin Artaud, nel pieno disprezzo di ogni facoltà, dispongo che il mio corpo sia lasciato nella sala delle esposizioni fino alla terza dissoluzione, ne siano cantati i mutamenti e le punta delle ossa come appaiono nell'opera incompleta, nel disconoscimento lo spirito prende forma, nel fallimento. Antonin esiste ormai, inevitabilmente. Artaud, il monaco che ripudiò Dio interpretandolo in Cristo. Fagotto ai lati della strada, in belle preturista, piedi leggeri a Artaud, ciglia pesanti, glande, ritratto e zigomi sporgenti affilati dal vizio di frugar visioni, laudano, ostia consacrata, corpo glorioso dell'oppio, vi ho dedicato molto tempo. Ora solo Beatrice mi ascolta. Quando il poeta torna è come trasfigurato. Parla dei suoi internamenti, dell'oppio. Sembra non seguire più la traccia che aveva preparato. E così inizia a raccontare del coma e degli elettroshock, per terminare con un'altra poesia. Dopo 2 ore di faccia a faccia, Artaud perde i suoi fogli, gli occhiali, e si inginocchia per recuperare i suoi scritti, come se raccogliesse, cercando di riunirli, tutti i pezzi della sua vita. Ma la sala è imbarazzata da questo episodio e sprofonda nel silenzio, interrotto solo da Gide che sale sul palco per abbracciare l'amico. Si può ben comprendere la sorpresa dell'auditorio
nel vedere un alienato che si presenta sulla scena per rivendicare quella voce, quella parola che per troppo tempo gli era stata strappata. Artaud è lì per parlare della sua storia, ma non più in veste di scrittore, bensì come frutto maturo di quel sistema psichiatrico partorito e sostenuto da una società che meccanicamente rifiuta chi non rientra nei ranghi. Il luogo del conflitto tra sistema ed essere umano, tra terapia e malattia, tra svuotamento ed arte, è proprio il corpo di Antonin Artaud, che spogliato da ogni costruzione ne diventa la denuncia più forte. Dietro di lui Gérard de Nerval, Van Gogh, Nietzsche, Hölderlin, una schiera di rinnegati accomunati da quel tarlo che si definisce follia. Tutti, come lo stesso poeta li chiamerà, suicidati della società. La condanna di essere umani, innocenti mai. Mentono gli umani, animali senza coda, votati a dissimulare, inventori del sorriso, del morso camuffato, con cui si promettono l'un l'altro futuri tormenti. Compatire in primo luogo se stessi, chieder venia, sapendo di essere pronti a ricominciare. Parlami, Beatrice. Beatrice la pudica apre le gambe a tenaglia, sforbicia scintille, mozza teste intorno, bestemmia. Nella camera si è spento l'odio. I secoli l'hanno soffocato. Ho dimenticato mio padre. Antonin, quando un uomo ci difende, sappiamo che recita la sua parte. Risponde Antonin. Lo schermo nacque per riempire il vuoto, per sciogliere il voto, per la morte nel letto, la solitudine a due, battesimo e cresima, la morte delle superstizioni che ha cancellato le favole, il gas elettrico nelle case. In quella fase lo schermo ha regalato illusione di vita. Nozze! Ha ricreato il miracolo. La mela sull'albero, salotti come altari, via il gatto perché sporca, fermi ad un tavolo coi coltelli nella schiena. E Beatrice pensa piuttosto a una cammella, al sorriso, alla smorfia di una cammella sofferente al laccio, libera dal gioco si allontana, a passi incrociati nel deserto. Non c'è tempo di mettere in versi lo scempio. A che vale infiorare il pensiero? Per chi? Antonin, incredulo, l'ascolta a bocca aperta. La gente che lo fissa non vede né sente Beatrice, sospesa in un angolo della stanza, dove un critico prende appunti su quel silenzio. Questa conferenza può essere considerata a buon diritto anticipatrice di happening e performance che inonderanno gli anni 60 del Novecento, in quanto in essa vita ed arte si confondono, creando in uno spazio fisico ristretto un ambiente inedito per la comunità culturale del tempo. Esso genera un nuovo modo dell'artista di approcciarsi al pubblico, il quale non fruisce più di un'opera estranea alla fisicità del poeta, ma è in contatto con esso, corpo a corpo, fino a risultare ai limiti della sopportazione. Cosa realmente Artaud abbia provato quel giorno, solo, urlante davanti a una Parigi per lo più sorda, è impossibile a dirsi. Il bisogno di liberarsi di 9 anni lo avevano spinto fino a quella platea, nella speranza di essere visto per la prima volta.
Ma forse era lui a non riuscire più a vedere quei volti immobili, fissi, davanti al suo moto continuo. Forse lo colpì l'improvvisa e lucida certezza che non poteva esservi comprensione fra lui e tutti gli altri, preferendo ad ulteriori parole un silenzio così duraturo ed intenso da sembrare eterno. Gli allievi si alzano, d'imbarazzo da emozioni leggere, trattengono il riso, i cinici, i ben intenzionati sottovoce riempiono di parole il vuoto. Una carrozza con 3 cavalli attende il maestro. Uno di loro parla al cocchiere, lo scuote, ma il cocchiere non risponde.